Cari amici, sono qua con la esterna 1 Tognana, alla chiesetta di Badoere sulla rotonda, che c'è una bellissima mostra di un incisore, Gianni Trevisan. Un commento, quando comincia questa mostra? La mostra è cominciata, già cominciata sabato scorso, quindi ne avevamo 4, non so, e termina il 19 di marzo. E quali sono le opere importanti che lei ha portato qua? Beh, ho dovuto fare una scelta perché io ho inciso oltre 900 lastre, quindi qui ce ne sono una ventina che ho scelto tra i vari anni. Poi c'è una serie di dipinti, anche questi scelti nel tempo. In due parole ai nostri amici, incisore, com'è questo lavoro, com'è quest'arte? Si lavora dove? Gli incisori ormai stanno scomparendo, non ce ne sono più, ce ne sono ancora 2 o 3 ancora vivi. E niente, una passione che viene fin da piccoli. Io ho cominciato da giovane, mi sono appassionato di questa tecnica perché mi ha dato dei risultati. Può spiegare la tecnica Allora, la tecnica dell'incisione, qui c'era anche un filmato. Niente, diciamo la tecnica dell'acquaforte, che è una delle tante tecniche di incisione. Si prende una lastra, può essere di metallo, può essere rame, zinco o tonno, indifferentemente. Si deve preparare la lastra con della cera d'api, si deve scurirla e con una punta si incide questa lastra. Quando abbiamo finito tutto il disegno, prendiamo la lastra e la mettiamo dentro una bacinella di acido nitrico. L'acido nitrico va a fare un solco laddove noi abbiamo tolto la cera. Una volta finito questo lavoro, la lastra viene pulita e viene inchiostrata con dell'inchiostro, viene tutta nera e viene pulita la lastra, facendo sì che i segni siano riempiti di inchiostro. Si appoggia la lastra sopra un torchio con della carta sopra, il torchio esercita una fortissima pressione che va a sfondare la carta, facendo in modo che i segni sotto della lastra siano trasferiti sulla carta. Questa è la tecnica dell'acquaforte. Poi qui io ho fatto anche tante altre tecniche, ma vi ho spiegato quella che è più diffusa, diciamo. Allora diciamo che le tecniche sono diverse. Sono tante tecniche. E per capire e conoscere bisogna venire qui a Badoere di Morgano, certo, nella ex chiesetta, praticamente sulla rotonda, a visitare la mostra fino al 19 marzo. Sì. Con gli orari? Orari? Sabato e domenica 10-12 e 15:30-19. Gli altri giorni 15:30-19. Perfetto, grazie mille e complimenti, bellissimo. Grazie a voi, grazie.